Genova si prepara al primo anniversario dal crollo del Ponte Morandi. Il Papa ha scritto al secolo XIX: avete saputo reagire, rialzarvi, guardare avanti, non perdete la speranza. Gli uffici del Centro per l'Impiego potrebbero essere collocati nel nuovo tribunale, è l'auspicio del Comune di Chiavari che ha chiesto lo svincolo al Ministero, la decisione il 5 settembre. Il Carnevale d'agosto ha colorato il lungomare di Chiavari di fantasia, grande partecipazione di pubblico e di carri allegorici per la manifestazione ferragostana. 1.500 euro raccolti dai Lions grazie alla partita del sorriso andata in scena al Daneri di Caperana. Il ricavato consentirà l'acquisto di 2 defibrillatori. Questa sera speciale Si può dare di più. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque Genova si prepara a ricordare la data che resterà segnata in maniera indelebile nella sua storia. Il 14 agosto del 2018 crollava infatti il Ponte Morandi. Domani mattina alle 10 il cardinale Angelo Bagnasco celebrerà la Santa Messa nei pressi di quella che sarà la pila 9 del nuovo viadotto sul Polcevera. Alle 11:36, momento esatto del crollo, la città si fermerà per ricordare le 43 vittime. Anche i comuni del Tigullio ricorderanno il disastro con bandiera mezz'asta nei vari comuni del comprensorio e altre iniziative. Intanto il Papa ha inviato una lettera al quotidiano Il Secolo XIX. Sentiamo. Non ci sono più i monconi del vecchio viadotto Morandi, la demolizione è conclusa, ma le immagini della tragedia di un anno fa sono ancora negli occhi e nella memoria dei genovesi. È una ferita che non si rimargina, 43 vittime e una città ancora sospesa. E oggi, mentre Genova si prepara al primo anniversario del crollo, il Papa, in una lettera al secolo XIX, scrive che non ha risposte preconfezionate, perché di fronte a certe situazioni le parole umane risultano inadeguate. Dopo queste tragedie, dice, c'è da piangere, da rimanere in silenzio, interrogarci sulla ragione della fragilità di ciò che costruiamo e c'è soprattutto da pregare. Il Santo Padre ha poi un messaggio che sgorga dal suo cuore di padre e fratello. Non lasciate che le vicende della vita spezzino i legami che tessono la vostra comunità, cancellino la memoria di ciò che ha reso così importante e significativa la sua storia. Quando penso a Genova, prosegue, penso al porto, penso al luogo da dove partì mio padre, penso alla quotidiana fatica, alla caparbia volontà e alle speranze dei genovesi. Francesco invita dunque a rivolgere a Dio le domande, il dolore, la rabbia, sicuri della sua vicinanza. Il Papa conclude sottolineando che i genovesi sono capaci di grandi gesti di solidarietà, non si arrendono e sanno stare al fianco di chi ha più bisogno. Vorrei dirvi anche, prosegue, che non siete soli, perché la comunità cristiana, la Chiesa di Genova, è con voi e condivide le vostre sofferenze e le vostre difficoltà. Dopo una grande tragedia che ha ferito le vostre famiglie e la vostra città, prosegue Francesco, avete saputo reagire, rialzarvi, guardare avanti. Non perdete la speranza, non lasciatevela rubare. Continuate a stare al fianco di coloro, conclude, che sono stati i più colpiti. Domattina alle 10 nel capannone presso la nuova pila 9 il cardinale Angelo Bagnasco celebrerà una messa di suffragio che potrete seguire in diretta anche al canale 15 di Telepace. Al termine, alle 11:36, nel momento esatto del crollo, Genova si fermerà per un minuto mentre le campane di tutte le chiese cittadine suoneranno a lutto. Tutte le chiese della Liguria si stringono attorno al capoluogo ligure per fare memoria delle vittime del crollo. Una comunione e una vicinanza che viene confermata anche dal vescovo della Spezia, Monsignor Palletti, che nei giorni scorsi ha presieduto le celebrazioni in onore di Nostra Signora del Carmelo a San Pietro Vara. Ci stringiamo in questo abbraccio di affetto, di solidarietà e ovviamente per i credenti di comunione in modo particolare, chiedendo al Signore che realmente possa segnare una rinascita e possa segnare un po' quel respiro grande di cui realmente tutta la città ha bisogno. È una preghiera che accomuna tutti i fedeli della Liguria, non solo quelli dell'Arcidiocesi di Genova, quella che si eleva in queste ore per commemorare le vittime del Ponte Morandi. Una comunione di spirito, quella confermata dal vescovo di La Spezia, che vuole abbracciare le 43 vittime del crollo del viadotto, ma anche tutte quelle persone che dal 14 agosto dello scorso anno hanno visto la propria vita cambiare radicalmente e improvvisamente, in primis gli sfollati del quartiere di Certosa. Un ricordo drammatico, tragico, sia per il modo in cui è avvenuto e in modo particolare ovviamente per le vittime, quelle che hanno ovviamente perso la vita, ma anche per tutti coloro che hanno avuto tutti quei disagi e veramente grossi problemi a causa di questo crollo.
La vicinanza della diocesi di La Spezia e di riflesso di tutte le diocesi liguri alla chiesa genovese arriva da parte di Monsignor Palletti da San Pietro Vara. La frazione di Varese Ligure in questi giorni era in festa per la patrona Nostra Signora del Carmelo, culminata con la processione serale per le vie del paese. Nella messa solenne del mattino, durante la quale ha conferito il sacramento della confermazione a 4 ragazzi della parrocchia, Monsignor Palletti ha sottolineato l'invito che Maria fa a ciascun fedele: guardare Gesù e seguirlo. E lui realmente è il monte, il punto fondamentale della nostra salvezza. Non possiamo distogliere lo sguardo da questo. Noi lo riconosciamo come unico redentore dell'uomo, ma dobbiamo poi viverlo in questa dimensione. Lui ci ha salvato, ma noi dobbiamo lasciarci salvare. Una festa duplice a San Pietro Vara con le cresime e l'invito a questi ragazzi di essere testimonianza della fede. Decisamente. Dico sempre che il cresimando non può, nessun battezzato, ma il cresimando in modo particolare non può limitarsi a dire credo, deve diffondere la fede. Questo è il grande compito che il Signore ci affida. Al Santuario Mariano di Montallegro domani, vigilia della solennità dell'Assunta, alle 16 si terrà il canto dei primi vespri, alle 17 la Santa Messa festiva della vigilia, alle 23:15 il rosario meditato lungo il viale del santuario con le meditazioni di Don Cristiano Princiotto e a mezzanotte la messa solenne celebrata da Don Alessandro Cavallo. Il servizio di funivia per Montallegro resterà attivo fino all'1:15. Nell'occasione, durante la recita del Rosario e la Santa Messa di mezzanotte, ci saranno particolari intenzioni di preghiera per le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. L'estate si conferma un tempo prezioso per tanti ragazzi della nostra diocesi che prestano servizio ai campi parrocchiali come animatori ed educatori. Per verificare il servizio svolto nel corso delle esperienze estive, il settore giovani dell'Azione Cattolica Diocesana propone una 2 giorni di formazione in programma i prossimi 2 e 3 settembre nella parrocchia di Gesù Risorto a Cavia Arenelle. Sono invitati a partecipare tutti i giovani animatori dalla prima alla quinta superiore. Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere ai propri parroci. Il Comune di Chiavari subentrerà nel contratto d'affitto per il centro per l'impiego che è in situazione di sofferenza, ma ha individuato una soluzione che sarebbe ottimale per la ricollocazione degli uffici, ovvero quella del nuovo Palazzo di Giustizia dove sarebbe vicina all'INPS. Occorre però lo svincolo da parte del Ministero della Giustizia perché attualmente gli spazi sono vincolati appunto ad uffici giudiziari. Il Comune di Chiavari ha chiesto lo svincolo del 4º piano del nuovo tribunale per poter ospitare gli uffici del centro per l'impiego che sono in situazione di sofferenza. È la risposta che arriva oggi alla sollecitazione della CISL circa gli uffici di Corso Millo. Gli spazi, già esigui, si ridurranno ulteriormente a partire dal 1° settembre, quando scatterebbe lo sfratto per uno dei 3 locali occupati dal centro per l'impiego, a fronte del mancato versamento dell'affitto, dopo il passaggio di competenze dalla città metropolitana ex provincia di Genova alla Regione tramite l'Agenzia per il Lavoro, la formazione e l'accreditamento a cui non è mai stato volturato il contratto d'affitto. Abbiamo avuto un incontro a fine dell'anno 2018 con una funzionaria di Alfa, che è la società che a cui sono passate le competenze sul centri per l'impiego dalla città metropolitana alla Regione, e una funzionaria del centro per l'impiego di Chiavari. È arrivata questa lettera anche da una lettera dall'assessore regionale Berrino, il quale dice che quando c'è stato questo passaggio da provincia metropolitana a regione, i comuni devono dare i locali oppure subentrare nei canoni di locazione. Alla luce di questo ci siamo attivati mandando una lettera che è stata firmata nei giorni scorsi alla commissione permanente presso la Corte d'Appello di Genova, la quale può svincolare il vincolo di uffici giudiziari nell'ex Palazzo di Giustizia di Corso De Michel via Trieste. Questa riunione ci sarà il 5 settembre, auspichiamo che questa commissione venga incontro alle richieste del Comune di Chiavari. Va anche detto che qualche remora questa commissione ce l'ha a concedere questi locali, in quanto vi è sempre in piedi una riforma della giustizia che dovrebbe dare al giudice di pace competenza di cause fino a un controvalore di 50.000 euro, il che significa il 70% delle cause che si fanno qua nella giustizia italiana. Auspichiamo comunque, per il fatto che abbiamo costituito un condominio e quindi oggi ci sono delle spese da pagare per dei locali vuoti,
a carico del Ministero di Grazia e Giustizia che ci sia questo svincolo e si venga incontro alle esigenze del Comune di Chiavari e del Centro per l'Impiego. La sistemazione sarebbe ottimale vista la vicinanza con l'INPS. Ricordo a tutti che il 4 di ottobre avremo a Chiavari la visita del Presidente nazionale dell'INPS che verrà a visitare i locali dell'INPS. Auspichiamo per una corretta anche servizio ai cittadini che ci sia questo svincolo, alla luce del fatto che con il reddito di cittadinanza Centro per l'Impiego e INPS hanno rapporti ancora più stretti. Siamo alla cronaca. I carabinieri di Chiavari hanno arrestato 2 uomini di 37 e 34 anni sorpresi nell'attività di trasformazione in hashish di un ingente quantitativo di marijuana. Si tratta di un disoccupato e del suo complice che svolgeva le proprie mansioni in un negozio per la commercializzazione della canapa. I 2 avevano grossolanamente allestito in un garage nel centro di Lavagna un laboratorio per sviluppare il processo produttivo denominato isolator. Si tratta di un metodo per aumentare il principio attivo del prodotto finale denominato bubble hash. Il locale dove si svolgeva l'attività illecita era stato ceduto loro in comodato d'uso gratuito. A consentire ai carabinieri di individuare i 2 sono state le lamentele dei residenti che avevano notato strani movimenti all'interno dell'immobile. Le indagini si sono sviluppate nell'arco di 10 giorni e hanno consentito di sequestrare circa 4 kg di marijuana bagnata e congelata. I militari dell'Arma hanno inoltre perquisito gli immobili nella disponibilità degli arrestati e un appartamento dei proprietari del garage. Questi ultimi sono un 41enne ed un 44enne che sono stati trovati in possesso di un modesto quantitativo di marijuana. Nelle abitazioni degli arrestati invece sono state rinvenute 10 piantine di marijuana e 1 chilogrammo di sostanza stupefacente. Lo stupefacente sequestrato era destinato a spacciatori e consumatori attivi sulla piazza del Tigullio. Gli arrestati sono stati accompagnati in carcere a Marassi. Inizia questa settimana a Sestri Levante il programma di interventi per la pulizia dei ri e dei torrenti. Si parte con corsi d'acqua minori, mentre nel mese di settembre inizierà la pulizia dei torrenti Gromolo e Petronio. Il costo aumenta a 32.000 euro per gli interventi sui ri, mentre il progetto lungo i torrenti ha un costo stimato di 38.000 euro per una spesa complessiva di 70.000 euro finanziati con risorse comunali e con una quota regionale di 13.500 euro. Quest'anno il Servizio Ambiente ha poi predisposto una complessiva ricognizione dei corsi d'acqua sul territorio sestrese per avere un quadro aggiornato delle specifiche esigenze di manutenzione e di difesa del suolo, compilando 13 schede di intervento. Sono state indicate le zone in cui ricadono gli interventi sia riguardo alla pericolosità idraulica del piano di gestione rischio alluvioni, che coniuga gli aspetti di pianificazione territoriale con quelli di protezione civile, sia in relazione alla pericolosità geomorfologica derivante dal piano di bacino vigente. Il servizio ha inoltrato la ricognizione al Dipartimento Ambiente regionale con l'obiettivo di accedere ad un finanziamento di 290.000 euro, di cui 130.000 per interventi lungo i torrenti e 160.000 per opere lungo i corsi d'acqua minori. C'è ancora una volta la foce del fiume Entella tra i punti della costa ligure che sono risultati fortemente inquinati a seguito del monitoraggio effettuato in questi giorni da Goletta Verde. 4 punti su 23 campionati dai tecnici dell'associazione sono risultati con valori di Escherichia coli molto elevati. Gli altri punti rossi sono le foci dei torrenti Maremola a Pietra Ligure, Nervi a Genova Nervi e del Rio Corniglia a Vernazza in località Corniglia. Quella della scarsa o assente depurazione è diventata ormai un'emergenza che qualche mese fa è costata all'Italia un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia, ha spiegato Davide Sabadin, portavoce di Goletta Verde. Con i soldi impiegati per pagare le multe combinate dall'Unione Europea nei confronti del nostro Paese, potremo fare investimenti per potenziare il nostro sistema depurativo attraverso progetti innovativi a difesa della salute del mare e dei cittadini. Sono 300 i veicoli che dall'inizio del 2019 sono stati fermati dalla Polizia Municipale di Santa Margherita Ligure perché pericolosi o non in regola. Ai 200 sanzionati perché trovati con la revisione scaduta si aggiungono i 100 che sono stati sequestrati, dei quali 84 senza assicurazione, 5 perché il guidatore era senza patente e 4 perché l'autista è risultato ubriaco. La sicurezza dei residenti e degli ospiti è tra le nostre priorità
solidarietà, ha spiegato il sindaco Paolo Donadoni, un'attività che è stata pianificata e organizzata di concerto con gli agenti della polizia locale, che il sindaco ha voluto ringraziare per l'impegno profuso. Non sono bastate le avvisaglie di maltempo a fermare lo svolgimento di una delle manifestazioni di maggiore richiamo dell'estate chiavarese. Il Carnevale d'Agosto ha riversato in corso Valparaíso un vero e proprio fiume di persone che hanno contribuito a rendere gioiosa la festa. Delle manifestazioni estive è di certo quella più colorata e festosa. Il Carnevale d'Agosto ha letteralmente riversato sul lungomare di Chiavari un fiume di persone, mascherate e non, che non si sono fatte intimorire dalle avvisaglie di maltempo, cedendo alla tentazione per una sera di dare sfogo alla fantasia. Al termine di un lungo pomeriggio di preparativi, con le ultime luci del giorno che ancora sfocavano sul mare, sono iniziate le prime danze. Bambini e adulti tutti coinvolti in un percorso divertente, soprattutto nell'intento di scoprire chi si celasse sotto mentite spoglie. Il momento clou della serata è arrivato insieme ai carri addobbati con dovizia di particolari, ciascuno con un tema diverso, da quelli più tipicamente hawaiani a quelli legati ai film d'azione, cartoni animati, ma anche semplici richiami a canzoni degli anni 70, senza tralasciare anche le piccole frustrazioni domestiche. Questa idea ci è venuta al mare, soprattutto a queste due signore qua, che sono delle esperte di casalinghe disperate, e quindi hanno cercato di coinvolgere anche i mariti, però di fatto io sono l'unico che ha preso delle botte da questa signora qua, perché dice che mi piace la birra e mi ha ridotto un po' così. Però le casalinghe disperate a noi ci piacciono perché le vogliamo bene a tutte quante. È un'idea che ci è venuta in una settimana, 4 giorni abbiamo fatto il carro, l'idea è mia, però ho gli amici che mi hanno aiutato, tutti, e sono stati bravissimi. Adesso siamo qua a divertirci, solo per divertirci, perciò saluto tutti e speriamo al prossimo anno. Solidarietà, sport e divertimento sono andate in scena nei giorni scorsi al campo sportivo di Caperana grazie alla partita del sorriso. Il ricavato di 1.500 euro sarà utilizzato per l'acquisto di un defibrillatore da donare al comune di Chiavari. È finita 1-0 per la rappresentativa dei Carabinieri la partita del sorriso giocata al campo Daneri di Caperana, di fronte ai militari della Compagnia di Chiavari e del Circondario e i Campioni del Cuore, squadra formata da politici, sacerdoti, giovani e altri personaggi più o meno noti del Tigullio. L'iniziativa è stata promossa per acquistare un defibrillatore da donare al quartiere di Caperana. Una città come Piacenza che ha adottato questa politica, ce n'è uno ogni 300 metri e sono calate le morti da infarto del 40%, quindi sicuramente oggi è una cosa utilissima. Le formazioni in campo, fiaccate dal caldo, hanno dato comunque vita ad un incontro acceso e divertente, sbloccato a metà del primo tempo da una rete del maresciallo Alessandro Latino. Buona la cornice di pubblico sugli spalti che ha sostenuto i giocatori. Ed è un'occasione per allenarsi e fare un po' di amalgama di squadra, perché giocando ora ad 11 specialmente è parecchio faticoso, il campo è più grande, quindi è un'occasione in più che abbiamo per poterci allenare. Abbiamo avuto Don Andrea Buffoli, io, Don Bonaventure e Don Florence. Dunque una bella rappresentanza della diocesi, però a livello internazionale. Massimo fair play, ma soprattutto una bella sera, anche se ha visto anche qualche bella azione da una parte e dall'altra, quindi questo non guasta. Abbiamo faticato tantissimo, forse ci ha aiutato qualche anno di meno, però è stata una bellissima partita. Onorati di aver partecipato a questa grande iniziativa e a far parte di questa partita. La serata è proseguita poi con la cena sul piazzale davanti al campo preparata dal Comitato Amici di Caperana, un'iniziativa di unione, solidarietà e divertimento promossa da ben 5 Lions del territorio. Oltre a noi che siamo Chiavari Oste, c'è Chiavari Castello, c'è Altavara, Valdaveto, Valle Sturla, poi c'è Santa Croce e poi Lavagna, Val Fontana Buona, Contea dei Fieschi.
Immagini e interviste nella puntata di questa sera della nostra rubrica Si può dare di più, l'inizio alle 21:10 al canale 15 Telepace 1. Anche il Parco Nazionale delle Cinque Terre può vantare la presenza di una squadra operativa dei Vigili del Fuoco. Da ieri infatti al santuario di Soviore è attivo fino alla fine del mese un presidio con 5 unità e 3 automezzi, un'autobotte pompa a garantire una riserva idrica subito disponibile, un mezzo fuoristrada attrezzato con un modulo antincendio e un altro mezzo fuoristrada caricato con materiale tecnico e attrezzature. Nel primo giorno di questo presidio stagionale il comandante dei Vigili del Fuoco della Spezia, Leonardo Bruni, ha voluto essere vicino ai suoi uomini, sottolineando l'importanza della loro presenza in questo delicato territorio a garanzia di una risorsa rapida e altamente professionale in termini di risposta a eventuali richieste di soccorso. Ora la rassegna stampa, poi le altre notizie e servizi. Arrivederci in aula, questo è il titolo di Avvenire, asse Movimento 5 Stelle Partito Democratico, il 20 comunicazione del Premier Conte, poi le dimissioni senza la sfiducia, ma Salvini dice noi siamo pronti a tutto, anche a dimetterci. Il Senato oggi decide il calendario della crisi, i Dem cercano una difficile unità. Collegi da ridefinire, con il taglio dei parlamentari non si voterebbe prima del 2020. E poi da Genova il Morandi non c'è più ma i problemi restano, conclusa la demolizione la chiesa è accanto alle vittime e agli abitanti della zona. E poi sempre sulla prima pagina di Avvenire, Mattarella più deboli se si riscordano le stragi, a commento dell'anniversario di Sant'Anna di Stazzema, la strage nel Lucchese. E poi cresce la tensione, Hong Kong, la rivolta paralizza adesso l'aeroporto, il Guatemala sceglie conservatori, eletto Gianmattei. Ma c'è la fotonotizia che riguarda un'altra nave di migranti in mare, ora 500 persone sono lasciate in mare, veniamo all'interno di Avvenire, sono in salvo dopo le torture, il racconto dell'ennesimo drammatico soccorso della Ocean Viking, paure per le persone finite in acqua, sulla nave dei Medici Senza Frontiere altri 105 migranti, in tutto 356 e si litiga ancora sui 151 a bordo di Open Arms. Siamo sul secolo XIX che, come avete sentito, apre con le parole del Papa ai genovesi: siete feriti ma non soli. Un anno dopo la tragedia, la lettera alla città inviata al secolo XIX, non perdete la speranza, ultimo colpo di ruspa alla pila 2, i lavori di demolizione del Morandi adesso sono conclusi. E per la crisi di governo, oggi confronto in Senato, il centrodestra si ricompatta, ipotesi di governo tregua anche nel Partito Democratico. Domani il secolo XIX ricorderà i 12 mesi dal crollo del Ponte Morandi e per un giorno la direzione del giornale passa a Renzo Piano. E ancora dal secolo XIX, con l'allerta yacht spostati altrove, Carlo Riva, oggi l'ordinanza il porto riapre fino al 30 settembre, vediamo appunto la pagina del secolo XIX, la sicurezza il nodo che ha portato alla chiusura. E intanto c'è un nuovo socio di maggioranza, accordo in vista del traguardo, nuovo assetto societario, imminente l'ingresso di Bizzi al 51%. E ora ci spostiamo a Camogli, trasferita in Calabria la suora che ha accolto le migranti, Rosa Ferretti ha guidato per 4 anni il progetto di ospitalità della Stella Francescana, per la comunità locale un vuoto enorme, lanciata l'idea di una festa per salutarla. Chiusura anticipata alle 12:30 domani, mercoledì 14 agosto, per gli uffici comunali di Chiavari che resteranno chiusi per tutta la giornata anche sabato 17 agosto. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione dove oggi per noi c'è Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. La cronaca, un aggiornamento. In mattinata i carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno fermato per un controllo un 49enne già pregiudicato. L'uomo ha subito tradito un evidente nervosismo che ha trovato giustificazione nell'esito della perquisizione personale e domiciliare che si è seguita. L'uomo è stato trovato in possesso di 207 grammi di hashish già suddiviso in dosi con la somma di 270 euro, strumentazione varia per il taglio, il confezionamento e un bilancino elettronico di precisione. Tutto il materiale e lo stupefacente è stato sequestrato. Questa mattina c'è stato il rito per direttissima. È tutta la linea.
Grazie per la pesca. I soci della FIMA Chiavari hanno dato vita domenica a Giacopiane a 2 prove del campionato sociale. Alessio Alessiani ha conquistato il titolo di campione sociale per la tecnica feeder per il 3° anno consecutivo. Alessiani ha vinto la prova del mattino, seguito da Alberto Cordano, e terzo Rinaldo Superchi. Nella prova pomeridiana Umberto Righi ha portato al peso una carpa di quasi 10 kg e ha così conquistato la medaglia d'argento per il 2° posto assoluto nel podio finale. Bronzo del podio e terzo assoluto nella classifica finale per Riccardo Superchi. Il prossimo appuntamento sarà alla Foce dell'Entella sabato 24 agosto per continuare il progetto Pesca in città. Terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. La prossima, come sempre, andrà in onda alle 19:15. Vi ricordo che trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.